nuovi percorsi per la cattedrale, cosa sarà possibile vedere? La cattedrale continua a offrirci le sue meraviglie. Arrivando in cattedrale è possibile fare il percorso tradizionale con la visita all'interno della cattedrale, con il barocco, la parte rinascimentale, la visita alla torre detta di Montaperto, che faceva parte già del tragitto precedente, con l'affaccio sulla Valle dei Templi, ma in più sono stati aperti altri 3 percorsi. Il percorso Archiefede, che presenta i sarcofagi che sono stati portati dalla Valle dei Templi riportati alla Valle Templi in cattedrale, con al centro il sarcofago di Ippolito e Fedra. Poi l'ex aula capitolare, che fu la prima sede del museo, che aveva accolto proprio questi sarcofagi insieme ad altro materiale che oggi troviamo nel museo diocesano, e la torre detta dell'orologio, che è la torre medievale sulla quale si può salire, dalla quale si può ammirare un altro panorama, il più alto di Agrigento. Presenta anche un elemento meccanico che era l'orologio dell'Ottocento e anche i camminamenti che sono stati scoperti. Questo percorso all'interno della cattedrale è parte integrante con il percorso del Museo Diocesano, con le nuove collezioni e il giardino che è messo a disposizione, perché già è un museo all'aperto per le piante che ci stanno, ma anche per il momento di ristoro per chi salendo sul colle si vuole fermare un momento per potersi riposare, e con la chiesa di Santa Maria dei Greci Corso Antiquarium, che presentano sia la chiesa medievale ma anche la base basamentale del tempio della chiesa. È previsto un biglietto che per gli agrigentini non sarà in vigore. È previsto un ticket per tutti i turisti che vengono e che chiedono naturalmente la qualità del servizio. È possibile visitare questi spazi perché c'è personale qualificato che è stato messo a disposizione da una società, la Antos, che è stata costituita proprio per valorizzare tutto il percorso della cattedrale, del Museo Diocesano e della chiesa di Santa Maria dei Greci. Tutti i residenti della diocesi di Agrigento, non solo della città, perché proprio sono fedeli, credenti nella chiesa cattedrale, rivedono la loro chiesa madre, accedono tranquillamente a tutti gli spazi negli orari di apertura al pubblico per la fruizione. Negli altri, negli orari delle celebrazioni, l'accesso è consentito a tutti per poter partecipare alle celebrazioni.